Bem-vindos à Sombra de Sonurage, stagione de Sierru. Il rapporto con la propria discendenza è un bene prezioso nella maggior parte delle culture mondiali. In quelle a trazione agropastorale, come quella sarda, la paternità e la figliolanza erano fondamentali per la sopravvivenza dell'unità domestica. Una famiglia senza figli era esposta a diversi tipi di pericoli. Prima di tutto non poteva contare sull'aiuto di braccia fresche e longeve per contribuire al sostentamento del nucleo e per suddividere la fatica del lavoro. In secondo luogo veniva a mancare la possibilità di essere assistiti durante la vecchiaia, vista l'assenza di altre forme di prossimità. Una coppia senza figli correva il serio rischio di esporsi ad una ben misera terza età, dove alla necessità di tipo prettamente sussistenziale si sarebbe unita pure l'assenza del calore filiare negli ultimi momenti in questo mondo. I figli, naturalmente, non erano solamente braccia da sfruttare o visti in qualità di assistenti futuri, ma rappresentavano anche un piccolo mondo da coltivare, proprio come la terra. Il padre, però, solitamente era il membro meno presente nell'ambiente domestico, al quale era demandata l'autorità immateriale nelle questioni maggiormente rilevanti. Per il resto, nella comunità matrifocale sarda, era la madre che ricopriva un ruolo assolutamente preminente. Era compito delle madri quello di impartire una buona educazione, di accudire i figli nelle necessità quotidiane, di sviluppare rapporti con i vicini e procurare buone compagnie al bambino. Se presenti, i nonni svolgevano il ruolo di primi insegnanti della tradizione e della cultura sarda e, specialmente le nonne, insegnavano la pietà cristiana e le prime pratiche religiose. Il padre, invece, rappresentava soprattutto l'autorità massima della casa e fungeva da insegnante del mestiere che lui stesso esercitava. Era tradizione, infatti, che il mestiere venisse tramandato di padre in figlio. Il lavoro del genitore, comunque, era sempre piuttosto impegnativo. In genere, nell'arco di pochi anni, nascevano molti figli, i quali andavano educati alla vita tutti esattamente alla stessa maniera. Essere genitori di così tanti fanciulli era chiaramente un compito non semplice, ma che i genitori sardi portavano avanti con orgoglio e fierezza. In epoche più moderne il rapporto tra genitori e figli è decisamente cambiato, facendo scoprire molta più umanità e tenerezza dentro le mura domestiche. Il fatto poi di avere un numero di figli decisamente, se non drasticamente, ridotto rispetto al passato, permette alla famiglia nucleare di sviluppare con maggiore efficacia un dialogo di tipo costruttivo, un rapporto fatto di maggiore prossimità e vicinanza. Meno bocche da sfamare hanno permesso anche un generale miglioramento del tenore di vita e la possibilità di costruire un risparmio utile proprio ai figli nel lungo periodo, si voglia per costruire o acquistare beni immobili, per investire nella loro formazione o per creare un'attività imprenditoriale da tramandare. In ogni epoca, comunque, i figli per i genitori hanno rappresentato e rappresentano tuttora il bene più prezioso, il frutto di un mondo non ancora sazio di generare nuova umanità, ed è con loro che si tramanda il ricordo delle generazioni che li hanno preceduti. Figlio mio, saluti Gianluca, bene benio in questo mondo, con me da disigio da aspettao, e mo che sei proprio arrivao, ti gastio spantao, figlio giocondo. Su tempo su non passa pruso, disi, mesisi mi variantannoso, sempre più longos e mannoso, ogni adanti mi invocava Gesuso. Commenti da pubio in sospidalli, mi funti benio su pensamentoso, in prilluziu, povago momentosu e pregiao, mi sei un tegno malli. A razza de scherzo se emozioni, non biria sola di ti toccai, e di pigai in braccio su di basai, in questo momento de passioni. Atteso si biria da sin esperienza, ma su frori divino de gusto pipiu, fetta pensai che sei figlio mio, vinciada, agitazioni e pazienza. In bucca portasta uno dirigedo, che suiesta con amore e incanto, e nosu castiendo di con ispanto, paria sta proprio un angioletto. A suo costato de mamma tua de oro, bello, scravillonao e gioioso villo, assimillasta uno frori, un lillo ingiriao, un immenso tesoro. Finza sa doma festa se sbistia, decando se venio tu Gianluca, stimmao commento un granduca e ogni addio c'è sempre allegria. Ma sa stima per manna o canno da teni di questa mamma bella, potai fatto nascere lucente stella, 2 mesi a posti de capodanno. Spereuso de gosai in pari tant'annos, con sa famiglia, in saludi,
armonia, meda pace, serenità e simpatia, finza a diventai uomini mannoso. Ita bella poesia che hai scritto vo figlio tu, ma Castia non posso manco essi gelosa poita Gianluca frati mio e nasciu prima de me ed eu dusciu che tu indasi scritto de bella poesia sa vo mai bu. Però conta zitta si prova a diventai babbo vostra primotta. E a diventare babbo questi un precio troppo manno. De quando aspettavo su des primo mese finza a quando nasce di suo figlio, esti un'attesa chi non fini pruso. E quindi in sul momento in cui nasci, specialmente suo primo figlio, è una contentezza per suo babbo, per sua mamma e per tutta la famiglia. È una bella roda della vita che si. E questa poesia dasi scritta quando Gianluca è nasciuto e tenia da tutto sa vita innantisi, ma quando un figlio cresciti, secondo lui, come ti ad addepiessi un babbo per suo figlio? Beh, suo babbo per suo figlio deve essere sempre su punto di riferimento, sa guida per ogni figlio. Poi ogni babbo deve allevare sa famiglia, quindi donare consiglio, sa dispone in sa strada buona, de quando funti piccolo, fino a quando cresce. Non si arrendi mai fino a quando sa da morire su babbo, su compito del suo babbo è sempre questo. De dire in altre sa famiglia, de consigliare ai figli e a dispone in sa strada buona. Biu che hai scritto un bello libro che si nada proverbi sardi e modi di dire della Marmilla e del Medio Campidano, pubblicato da Sandi Editori in sul 2019, leggi anche un bello dicio che grazie di bei con questa poesia. Ho dicho che poi grazie bene con questa poesia, io da potersi, Deus mi la donau e guai a chi lo toccata. E beh, poi su babbo e sa mamma, su figlio è sa cosa più preziosa che ci sia, dai dunque non fai da si tu stoccai, vero su? Questa è una cosa troppo importante per un babbo e per una mamma. Poi quando nasce tuo figlio è un dono della natura, è una grazia di Dio e quindi guai a chi tocca tuo figlio. Ma può essere chi possa accrazzare finza se può altre cose importanti della vita, come può essere la salute o altre cose materiali. Una cosa che come te che vedi deve essere soprannaturale come te Dio e quindi nessuno si deve permettere di entrare in mezzo delle cose fra babbo e figlio o fra persone e salute. E tra babbo e figlio, ita rapporto cesti, ita va in tis figlio su. Dosa simbilanta su babbo e sa mamma? Non sempre si assimilano, ma meta volta sa eia, poi c'è un proverbio che nata tronco de figo e asto le figo. In effetti, me da ottasa is figlio su di picanti strassasa de su babbo e sa mamma, beruso. Questo dicio, no effetti appunto, tronco e figo e asto le figo riferiva a Sammata de sa figo. E poi vai comprendi che o figlio poi da assimilare a suo babbo o a sa mamma che è figlia o figlio, in suo modo di vestire, in suo modo di camminare, in suo modo di questionare, in suo modo di ragionare, in suo modo di traballare. Ecco che c'è questo modo di assimilare i figli a suo babbo e a sa mamma. È proprio vero su. E secondo tu, poi figlio su, esti sa proprio cosa, per esempio, a tenio o babbo e a mamma giovane su o anziano su? O proverbio nata, figlio de beccios, seracco de atros. È una cosa voti, annai addirittura seracco dei atrusu. E commenti mai si nata di aici? E commenti che su figlio vesi da abbandonato? Esto modo de nai, seracco de atros, poi che o figlio che ne di babbo e mamma beccios, poi che mancai morrenti prima, tenti per spago tempo su devoti imparare su figlio una bella guida, un mestiere. E quindi questo, essendo diverso dei altri figli, sono normali, diventi babbo e mamma saprò giovani, è costretto a sagattare un traballo de seracco mancai in una famiglia de pastorisi o de messaios, proprio di dire in alto se proprio di vivere la vita sua. In ogni modo, a noi si piace da questionare di tutti i figli, di tutti i babbi e i mamma, siano giovani, anziani, buoni o malli. E dunque, a Dio ti do grazie per questo bello dicio su questa poesia a suo figlio tu e a altri che si siete ascoltando, ti do appuntamento alla prossima poesia. Grazie a tutti e ricordate sempre che i figli è questa cosa più bella della vita. A si intende all'estero con salute. Deo vollata!